Ci sono mestieri che non sono scomparsi perché erano inutili. Sono scomparsi perché il mondo non ne aveva più bisogno. Questo è successo anche a Pirri-Atturi. Ma 80 anni fa, nelle campagne siciliane, quando un contadino doveva costruire la propria casa, c'era lui, Pirri-Atturi, e la casa nasceva dalla pietra, i muri portanti, pietra sopra pietra, senza cemento, senza malta, solo esperienza e mani. Perché non bastava mettere una pietra sopra l'altra, bisognava sapere quale pietra scegliere, come romperla, come lavorarla e soprattutto dove metterla. Gli strumenti non erano molti, i cugna. A matidina. Umazolu. Umarabedu. Iscappedi. Apala. E ammazza. (15-20 chili). Gli scappelli spesso li faceva il fabbro e per costruirli poteva utilizzare anche i semiassi dei vecchi camion o delle automobili. Niente si buttava, se poteva servire si trasformava. Pirri-Atturi non doveva soltanto avere forza, doveva conoscere la pietra, sapere dove colpire, dove mettere un cuneo, quando fermarsi e quando dare ancora un colpo. Era un sapere che non si imparava sui libri, si imparava guardando, facendo, sbagliando e imparando da chi aveva lavorato la pietra prima di te. Ma Pirri-Atturi non costruiva soltanto case, la sua conoscenza serviva alla campagna, muri a secco, cisterne, acqua piovana, acqua per l'irrigazione e opere intorno ai pozzi artesiani. Perché il suo mestiere non era semplicemente costruire, era conoscere la pietra. Detail of pulley and rope turning slowly, soft motion, room for natural ambient sound. Poi la Sicilia cambiò, arrivarono il cemento armato, i mattoni, le nuove tecniche, le macchine. E la casa contadina non ebbe più bisogno di essere costruita come prima. Pirri-Atturi perse il suo lavoro principale. Ma non scomparve subito, si adattò, muri, cisterne, pozzi, campagna, finché anche quelle opere cominciarono a cambiare. Se ti piacciono queste storie di uomini e mestieri che stanno scomparendo, iscriviti al canale, perché dietro ogni parola antica c'è spesso un mondo che rischiamo di perdere. E lentamente Pirri-Atturi cominciò a scomparire. Oggi le pietre sono ancora lì, le vecchie case sono ancora lì, i muri sono ancora lì, le cisterne sono ancora lì. Ma l'uomo che sapeva cosa farne quasi non c'è più. Ed è forse questo che rende davvero triste la scomparsa di un mestiere. Non scompare soltanto un lavoro, scompare un sapere che passava dalle mani del padre a quelle del figlio, senza libri, senza scuole, guardando, provando, sbagliando, imparando. A Catania bastava una parola: Pirri-Atturi. E dentro quella parola c'era un mondo fatto di pietra, di fatica, di ingegno e di uomini che sapevano costruire
senza avere bisogno di quasi niente. Oggi possiamo ancora vedere quello che hanno costruito, ma non possiamo più vedere loro, e forse, quando passiamo davanti a un vecchio muro di pietra, dovremmo ricordarci che quelle pietre qualcuno le ha messe lì, una per una, Upiriaturi. Conoscevi Upiriaturi oppure nella tua zona aveva un altro nome? Scrivimelo nei commenti e se vuoi continuare a conoscere i mestieri che la Sicilia non deve dimenticare, iscriviti al canale. Per te è gratuito, ma a me dai un grande aiuto per poter raccontare queste storie vere, gap, set and zeros, black cinematic background with fine film grain and soft vignette for final title sequence.